Sono 8 le pecore sbranate da un branco di lupi che la notte scorsa ha attaccato un gregge al pascolo nella piana di Col de Rù di Lentiai, poco sotto il ristorante da Baiocco. Il gregge, protetto da alte reti elettrificate secondo le prescrizioni consigliate agli allevatori dal Dipartimento regionale, è di proprietà di Franco Zanella, che mai prima d'ora aveva fatto i conti con il grande predatore. I lupi hanno fatto scempio degli ovini che non sono riusciti a mettersi in salvo. La predazione è stata scoperta questa mattina e denunciata alle autorità provinciali, che hanno immediatamente eseguito un sopralluogo tecnico assieme al veterinario dell'ULSS Dolomiti. Sono stati prelevati campioni che verranno analizzati come sempre accade in queste circostanze. Lo scorso aprile la Regione Veneto ha impegnato 55.000 euro per confermare per tutta la stagione dell'alpeggio 2020 e a tutti i comprensori di pascolo e di allevamento in quota il servizio di assistenza e supporto a malghe e allevamenti a integrazione delle forniture e dei progetti di prevenzione. Prevista la costituzione di 4 servizi di assistenza tecnica gestiti da personale esperto per aiutare gli allevatori a proteggere gli animali domestici al pascolo. I presidi coprono le diverse aree montane e collinari del territorio regionale interessato dalla presenza del lupo. I dati scientifici sui danni subiti dagli allevamenti in quota in Veneto dicono che in 8 casi su 10 le predazioni sono avvenute a scapito di capi non adeguatamente protetti o dove gli strumenti di prevenzione non hanno funzionato a dovere a causa di inconvenienti tecnici o difficoltà di installazione.